Pizziolo, 62 anni di Zero Branco, morto in sella al scooter sabato 23 novembre a Quinto, potrebbe non essere dovuta a un malore. Spunta l'immagine di una macchina che avrebbe incrociato la sua corsa prima che la moto cadesse nel fosso. La tragedia di Trevignano, indagata per omicidio stradale la 79enne che in auto ha travolto il 17enne Andrea Bedon, perizia cinematica per accertare la dinamica. Sconvolta mamma Sonia dopo il riconoscimento della salma del figlio, aveva l'espressione di chi si è visto tutta la scena davanti. Andrea era un vulcano di idee e passione. Il giallo di Alex Marangone, gli esami tossicologici sul giovane trovato morto nelle acque del Piave saranno pronti per gennaio, solo allora sarà possibile accertare eventuali responsabilità. Nel pomeriggio nel Padovano i funerali del 53enne trovato morto nel garage di Treviso dove viveva dopo lo sfratto. Il caso arriva in Parlamento con l'attacco del Dem Furfaro. Il governo ha tagliato i fondi per gli affitti. Testi sessisti, messaggi pericolosi anche nella Marca. A rischio il concerto di un trapper. Castelfranco Veneto verso l'annullamento delle esibizioni di Simba La Rue. Venerdì alle 15.30 Silei, funerali di Petra De Zanetta. A ricordare la commossa oggi i dipendenti della provincia in cui aveva gestito il bar per 10 anni. Dopo il grande successo della prima edizione, la DJ Ten torna a Treviso. La corsa evento ideata da Linus sarà nuovamente in città il prossimo 18 maggio. Stamane il conduttore radiofonico ha annunciato l'apertura delle iscrizioni. Il telegiornale di Treviso, buonasera, ben ritrovati. Partiamo dall'incidente che è avvenuto a Quinto la sera del 23 novembre in cui Giuseppe Pizziolo, il 62enne di Zero Branco, ha trovato la morte. Spunta una telecamera che ha registrato il passaggio di un'auto proprio nel momento in cui lo scooter sarebbe caduto nel fossato. Queste immagini sono arrivate già ai carabinieri di Zero Branco. Potrebbe esserci una svolta nell'indagine sulla morte di Giuseppe Pizziolo, il 62enne tragicamente deceduto sabato sera dopo essere finito fuori strada con il suo scooter lungo via Zecchina. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza privata che un residente di via Burchielli ha fornito ai familiari della vittima. L'occhio elettronico posizionato nel giardino dell'abitazione ha ripreso il passaggio di Pizziolo poco prima della tragedia e nello stesso momento nelle immagini compare anche un'automobile, una sola, che transita lungo la stessa strada ma in senso opposto. I due mezzi si sarebbero incrociati. Poco dopo lo scooter di Giuseppe sbanda e finisce fuori strada, il casco a decine di metri di distanza, una caduta che sarà fatale. È il fratello Marco insieme alla cognata Michela a presentarsi ai carabinieri di Zero Branco per chiedere di visionare quelle immagini e aprire un'indagine. L'auto potrebbe aver urtato lo scooter del fratello facendolo finire fuori strada, oppure potrebbe aver stretto sulla curva costringendolo ad allargarsi fatalmente. Ad avvicinare la famiglia Pizziolo in quel punto di strada che ha strappato Giuseppe alla vita lo stesso residente poco dopo aver visto quelle immagini. Immagini che lo stesso ha portato già presso il comando dei carabinieri di Zero Branco. Oggi è stato nuovamente convocato. Un giallo, forse la morte di Giuseppe non è stata accidentale. A chiedere la verità è la famiglia. Pizziolo aveva 2 figli. Quella notte la ricostruzione dei carabinieri aveva escluso l'impatto con un'auto, ma quelle immagini potrebbero riaprire il caso. Fin da subito la famiglia non aveva creduto all'ipotesi del malore. Pizziolo si faceva controllare regolarmente. Così aveva detto ai nostri microfoni il sindaco di Zero Branco. In paese la famiglia era molto nota. C'è comunque la voglia e la volontà di capire cosa sia successo. La tragedia di Trevignano, indagata per omicidio stradale, la 79enne che in auto ha travolto il 17enne Andrea Bedon, perizia cinematica per accertare la dinamica dell'incidente. Andrea aveva l'espressione di chi si è visto tutta la scena davanti. Il dolore nel racconto della mamma Sonia Pandolfi il giorno del riconoscimento della salma del figlio. Andrea Bedon, 17 anni, morto dopo l'impatto fatale con una Fiat Panda guidata da una 79enne all'incrocio tra via Luciani e via Contrada a Trevignano. Non lo avrei mai immaginato, dice tra le lacrime il giorno dopo la tragedia. Era un vulcano di idee, parla commossa Sonia Pandolfi. La pesca, i motori, le passioni di Andrea così forti che lo avevano spinto a lasciare la scuola all'Istituto Professionale Don Bosco di San Donà e portato a imparare il mestiere all'Officina Comics Performance di Colmello Sant'Elena. Le moto da smontare e rimontare. Aveva messo sopra il garage del nonno, racconta la mamma, non riusciva a starsene con le mani in mano. Le 2 ruote come hobby e ragione di vita, ed è in sella la moto che stava guidando che la vita Andrea l'ha persa. Ha aperto un fascicolo per omicidio stradale con iscritto il nome dell'anziana alla guida della Panda, chiusa nel silenzio
nella casa di Trevignano. Sarà disposta dalla Procura anche una perizia cinematica per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ad accogliere Sonia nei primi momenti dopo l'incidente la famiglia della signora Maria. Un dolore che ti investe anche tutta la comunità, come no? E soprattutto insomma chi ha figli, ecco. È stato proprio un momento che mi ha fatto rimanere sveglio anche stanotte, dico la verità, perché insomma ho 2 figli anch'io e non è facile. Andrea per me era come un nipote. Non ho parole per dire, era un ragazzo che è difficile da trovare il giorno d'oggi, perché è un ragazzo educato, era bravo, era proprio disposto per i motori, soprattutto per le moto. Che dire, mi dispiace come fosse mio figlio e lo rimpiangerò sempre. E io ero qua un giorno sì, un giorno no, e un ragazzo con una passione mai vista e ultimamente sì, non si vedono ragazzi così. Tanto il cordoglio che Sonia Pandolfi, già presidente del Palio di Trevignano, sta ricevendo da tutta la comunità. Nel sangue, conclude, penso che gli trovino benzina e miscela. È inutile che mi chieda tanti perché nessuno mi porterà indietro mio figlio. E poi c'è un anziano che è ricoverato all'ospedale di Oderzo, travolto mentre stava attraversando la strada. L'investimento si è verificato nel pomeriggio. Siamo in via Roma a Fontanelle, sul posto i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e portato in ospedale. Ha riportato diverse ferite ma non è in pericolo di vita. E siamo a Giulia Mauri, la 38enne travolta ed uccisa il 3 giugno scorso. Siamo in Viale della Repubblica. Presto la Procura di Treviso nominerà un perito per eseguire una consulenza medica sul guidatore del furgone che ha investito la donna. Questo perché il GIP ha respinto la richiesta dell'incidente probatorio. L'obiettivo era quello di accertare se il 24enne soffrisse o meno di una sindrome che causa improvvise perdite di coscienza e se questa condizione fosse precedente al conseguimento della patente oppure successiva. In ogni caso il giovane avrebbe dovuto informarne la commissione medica perché si tratterebbe di una malattia incompatibile con la guida di un automezzo. Una sindrome che tra l'altro lo stesso 24enne aveva riferito dopo aver provocato l'incidente ai sanitari dell'ospedale. Le dichiarazioni fatte ai medici hanno comunque un'importante valenza per accertare le cause della tragedia. Secondo la Procura, la dinamica dell'incidente coinciderebbe perfettamente con l'ipotesi di uno svenimento improvviso. Il 24enne non si sarebbe infatti reso conto di aver perso il controllo del furgone, travolgendo e uccidendo Giulia Mauri. E poi siamo a Vidor con la tragedia di Alex Marangon. Gli esami tossicologici sul giovane trovato morto nelle acque del Piave saranno pronti per gennaio. Nei primi accertamenti riscontrate anche tracce di cocaina. La notte tra il 29 e il 30 giugno dello scorso giugno rimane cristallizzata in quel giallo che non è ancora stato risolto. Alex Marangon è stato trovato morto, inghiottito dalle acque del Piave a pochi chilometri dall'abbazia di Vidor. Mancano delle risposte a domande che potrebbero chiarire cosa sia accaduto al giovane 25enne di Marcon dopo aver partecipato ad un rito sciamanico. Da oltre 5 mesi la famiglia chiede di sapere la verità sulla morte del figlio. Siamo ancora abbastanza in alto mare con l'esito delle indagini, stiamo ancora attendendo degli esami tossicologici molto importanti, però sono convinto che anche là a breve qualcosa succederà. I risultati degli esami tossicologici arriveranno per gennaio, lo ha confermato la Procura. Questo perché i reagenti necessari per tutti i test sono infatti particolarmente rari e per la loro acquisizione il perito nominato dal pubblico ministero Giovanni Valmassoi si è dovuto rivolgere all'estero. Solo dopo questi importanti esami di laboratorio si potrà accertare come e cosa abbia assunto Alex. La certezza è che il 25enne quella notte ha bevuto un decotto a base di ayahuasca, le cui foglie mescolate con altre sostanze sono un potente allucinogeno. Il ragazzo è risultato positivo anche alla cocaina e qui si pone un altro importante quesito. Il dubbio è sull'origine di quelle tracce. I metaboliti della cocaina potrebbero anche essere derivati dalla bevanda che il 25enne avrebbe bevuto quella notte assieme all'ayahuasca.
vita. Oppure potrebbe essere una droga assunta prima di quell'evento. Le indagini dei carabinieri in questi mesi sono continuate senza sosta. Sul tavolo del magistrato rimane il fascicolo aperto per omicidio volontario. Le ferite sul corpo di Alex sono tali da non far scartare nessuna ipotesi. Tutto rimane in piedi, ma per gli inquirenti l'ipotesi che al momento risulta maggiormente credibile è quella che secondo cui Alex, sotto l'effetto di allucinogeni o droghe, potrebbe aver avuto delle visioni che l'avrebbero portato a buttarsi dal terrazzo dell'abbazia, un'altezza di 15 metri che non gli avrebbe lasciato scampo. Le responsabilità di quanto accaduto saranno da accertare. Siamo al delitto di Margherita Ceschin. La procura accelera per scongiurare la scarcerazione di uno dei presunti killer della pensionata. Sarà notificata nuovamente a stretto giro la richiesta di rinvio a giudizio per José Mateo Garcia, il presunto autore materiale del delitto di Margherita Ceschin, in carcere a Belluno. Questo per scongiurare la scarcerazione del dominicano che, secondo l'accusa, sarebbe arrivato direttamente dalla Spagna per uccidere la 72enne pensionata nella sua abitazione a Conegliano nel giugno 2023. A sollevare l'eccezione che potrebbe portare Garcia ad essere libero i primi giorni di gennaio, il suo avvocato Mauro Serpico. In pratica è legale aveva eccepito il mancato rispetto dei 20 giorni che devono essere concessi alla difesa dopo la ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini perché produca memoria o chieda un interrogatorio prima che venga richiesto formalmente il rinvio a giudizio. Dopo la decisione del GUP Carlo Colombo nell'udienza preliminare dello scorso 3 dicembre che aveva dichiarato nulla la precedente richiesta di rinvio a giudizio, è iniziata la corsa contro il tempo della procura per evitare che Garcia possa avere la possibilità di uscire dal carcere e rendersi irreperibile. Intanto il 27 dicembre ci sarà l'udienza per Candy Maria Rodriguez, accusata di essere una delle intermediarie della banda criminale. Imputati in questo delitto l'ex marito della vittima, Enzo Lorenzon, considerato il mandante del delitto, e 2 dominicani, Sergio Antonio Luciano Lorenzo, 39 anni, altro presunto killer, e Joan Maria Guzman, 42 anni, l'intermediario. Il movente del delitto è da ricondurre a motivi economici. Intanto si attende l'estradizione da Santo Domingo per Joel Lorenzo, che nella banda avrebbe fatto da palo controllando che nessuno potesse intervenire. L'omicidio di Giulia Cecchettin è tramite i social che la sorella Elena Cecchettin ha commentato la sentenza Filippo Turetta, una sentenza si legge giudiziaria, non corrisponde sempre alla realtà dei fatti, non toglie il dolore, la violenza fisica e psicologica che la vittima ha subito. Ciò che è successo non sparisce solo perché un'aggravante non viene contestata o più di una. Il non riconoscimento dello stalking, non parlo nemmeno dell'altra aggravante perché si commenta da sola, è un'ennesima conferma che alle istituzioni non importa nulla delle donne. Sei vittima solo se sei morta. Durissime le parole di Elena Cecchettin. Quello che subisci continua in vita, te lo gestisci da sola. Quante donne non potranno mettersi in salvo dal loro aguzzino se nemmeno nei casi più palesi non viene riconosciuta una colpa? Sono le parole di Elena Cecchettin. All'indomani della condanna all'ergastolo di Turetta, poi ci sono anche le reazioni del paese in cui Giulia viveva. È un sentimento che di fatto di poco è cambiato, c'era del dolore, permane attualmente ancora del forte dolore e questo a distanza di un anno lo avvertiamo ancora. Sono tutte occasioni con cui si torna a riflettere sulla circostanza che ha colpito tutti. Il fiocco rosso che ricorda tutte le donne vittime di violenza rimane attaccato qui nel cancello del comune di Vigonovo, dove per mesi è stata anche attaccata la foto di Giulia Cecchettin in altalena, una foto che è diventata simbolo della lotta contro la violenza di genere. Oggi, all'indomani della sentenza all'ergastolo per Filippo Turetta, il suo assassino, quello che rimane qui in questo comune dove la ragazza viveva è soltanto il dolore. In paese tutti sono d'accordo con il massimo della pena stabilito per il 22enne Turetta. È stata fatta giustizia, non porterà indietro Giulia sicuramente, però è una pena severa. Speriamo che sia anche di esempio nel futuro, che non succeda mai più una cosa del genere. Beh, mica varia da anche di più. Ecco, di più avrei dato perché alla fine era stato premeditato. L'ergastolo secondo me l'hanno preso i genitori di Filippo, nel senso che per tutta la vita gli rimarrà un rimorso, un qualcosa di tremendo
voglio dire, in questo senso l'ergastolo può essere giusto per il fattaccio che è successo, perché chiaramente di meno non si poteva fare, però cosa risolve? Fatto benissimo, doveva dargli anche quello che accava. Dovevano contestargli anche l'aggravante della crudeltà? Certo, che è un ragazzo senza cervello per me. Meritava di più. È bello che l'hanno uccisa vicino a casa nostra, neanche 1 chilometro. È giusto secondo me. Alla fine era premeditato l'omicidio, anche se non voleva farlo, magari quel giorno là era comunque premeditava di farlo. Secondo me è giusto che l'abbia dato, che abbia preso l'ergastolo. La condanna all'ergastolo per Filippo Turetta non vuol dire fine pena mai. Secondo la legge, in caso di comportamento esemplare, dopo 10 anni, ma uno è già stato scontato, quindi sono 9, gli potranno venire accordati dei permessi per frequentare percorsi formativi professionalizzanti all'interno e all'esterno del carcere. A Torreglia la famiglia del giovane è chiusa nel silenzio e il sindaco del piccolo comune dei Colli Euganei commenta così la sentenza. La giustizia ha fatto il suo corso, condivido appieno le parole del papà di Giulia. Alla fine da questo esito nessuno, voglio dire, ne esce vincente. La comunità di Torreglia però ha una famiglia, che è la famiglia Turetta, al quale cercherà in qualche modo insomma di stargli vicino. È una famiglia che in questo momento vive una grande ferita, una grande solitudine. Papà di Giulia, Gino Cecchettin, che ha incontrato a Roma oggi il ministro Valditara, ha stilato un protocollo. Vediamo di cosa si tratta. Abbiamo un obiettivo comune, che è quello di combattere la violenza contro le donne. E da questo punto di vista ci interessa lavorare concretamente, seriamente. Il tema è troppo importante perché possa essere oggetto di strumentalizzazioni di qualsiasi genere. Il giorno dopo la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta, l'incontro a Roma tra il papà di Giulia, Gino Cecchettin, ed il ministro Giuseppe Valditara, un faccia a faccia di circa un'ora per unire le forze e lavorare insieme per combattere la violenza di genere. Un obiettivo importante che silenzia la polemica scoppiata il giorno della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin, quando il ministro all'istruzione aveva accostato i femminicidi all'immigrazione. Ora è il momento di mettersi al lavoro per individuare le azioni comuni. Papà Gino ringrazia Valditara per l'opportunità e perché ha diffuso nelle scuole l'orazione funebre che aveva scritto per l'addio a Giulia. Oggi ci siamo trovati per parlare di un problema sociale esistente, dai femminicidi alla violenza delle donne e al rispetto reciproco tra i sessi. Lavoreremo su questo, abbiamo stilato un protocollo, un'agenda da portare avanti e assieme alla Fondazione Giulia e al Ministero inizieremo a lavorare su questi punti per portarli poi tra i giovani e in tutte le scuole. Un protocollo che prevede tutta una serie di azioni rivolte in particolare ai giovani ma anche agli insegnanti all'interno del percorso di educazione civica. Che prevede per la prima volta l'educazione al rispetto e l'educazione al rispetto nei confronti delle donne, la raccolta di buone pratiche perché possano essere di ausilio anche all'interno delle scuole, l'utilizzo del peer tutoring e quindi delle testimonianze dei giovani che li veda anche protagonisti, incontri con i giovani, il monitoraggio dei risultati raggiunti, perché è importante anche capire come questo percorso potrà essere migliorato nel suo divenire. Ancora la cronaca, ha denunciato e condannato per spaccio un cittadino nigeriano di 32 anni, ora è stato anche espulso. Il questore di Treviso Alessandra Simone ha disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero irregolare sul territorio nazionale gravato da diversi precedenti, soprattutto in materia di stupefacenti. Il 32enne, entrato irregolarmente in Italia nel 2011, a partire dal 2013 si è stabilizzato a Treviso, dove ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il cittadino nigeriano
Milano è stato arrestato 2 volte, nell'ottobre e nel novembre del 2017, perché trovato in possesso di ingente quantità di sostanza stupefacente, oltre 500 grammi di hashish nel primo episodio, più di 260 grammi di marijuana nel secondo, fatti per cui è stato condannato in via definitiva. Siamo al dramma di Marco Magrin, morto sabato scorso nel garage di un'abitazione, siamo in via Castagnoli a Treviso, da cui era stato sfrattato. Arriva in Parlamento. Marco Furfaro, capogruppo del PD in Commissione Affari Sociali, attacca il governo ed il taglio del fondo affitti e morosità incolpevoli. Giorgia Meloni rifletta sui provvedimenti scellerati del suo governo che hanno ridotto fortemente la protezione sociale nel nostro paese. Rifletta e agisca, scrive il deputato Dem. Morire di freddo perché non si hanno i soldi per pagare l'affitto è vergognoso e inaccettabile in un paese civile. Anche il PD regionale, con i consiglieri Camani e Zanoni, che puntano il dito contro la riduzione dei sostegni al sociale, dichiarano purtroppo i livelli di attenzione e di finanziamento alle politiche sociali sono, tanto a Roma quanto in Regione, del tutto insufficienti. Anzi, la tendenza è quella di ridurre sempre di più gli investimenti. Queste le loro dichiarazioni. E allora ci occupiamo anche noi dell'emergenza a casa nella Marca, con la morte del 53enne che viveva al freddo nel garage, e c'è il Sunia che lancia l'ennesimo allarme. Nel giorno dell'ultimo saluto a Marco Magrin, il 53enne originario di Santa Giustina in Colle, morto a Treviso nel garage dove dormiva al freddo dopo essere stato sfrattato, riesplode nella Marca l'emergenza abitativa e la questione casa diventa centrale in una provincia dove in difficoltà si trovano non solo le persone in estrema povertà, ma anche diverse famiglie di quella che un tempo era la classe media, non più in grado di fronteggiare gli aumenti anche solo delle spese condominiali. Molte famiglie, pur stando al freddo, non riescono più a pagare gli oneri accessori e quindi sono costretti a cercare altre soluzioni abitative che purtroppo non si trovano non soltanto a Treviso città ma anche a Treviso provincia. Crescono gli sfratti, ma soprattutto le disdette di contratti d'affitto da parte dei proprietari che preferiscono lasciare l'appartamento sfitto piuttosto che rischiare morosità o contenziosi, e così finisce per non trovare casa anche chi un affitto se lo può permettere. Nel momento in cui io sono una persona che dal punto di vista del proprietario non mi dà abbastanza sicurezze, come può essere anche un giovane o un precario, a quel punto la risposta è no, a prescindere. Noi abbiamo molte famiglie che potrebbero tranquillamente permettersi un affitto anche da 500-600 euro più le spese condominiali, ma a loro le case non vengono proprio offerte. Altra questione calda è quella degli alloggi che finiscono all'asta quando il proprietario non riesce più a pagare il mutuo. Se si tratta di appartamenti, le spese condominiali insolute vanno al nuovo acquirente solo per gli ultimi 2 anni, il resto, e accade molto spesso, deve essere pagato dagli altri condomini. E molto spesso si tratta di famiglie che comunque non è che sono ricche, perché avevano il loro appartamento in cui abitano, riescono a far fronte alle proprie spese e devono trovarsi a dividere le spese anche di chi non c'è, fondamentalmente perché la casa è bloccata e non può essere rimessa immediatamente sul mercato fino a che effettivamente non arriva l'asta e qualcuno che la compri. Testi sessisti, messaggi a volte anche violenti e pericolosi. Anche nella Marca a rischio il concerto di un trapper. Castelfranco Veneto verso l'annullamento delle esibizioni di Simba La Rue. È una questione di soldi, ero più povero, in mezzo ai poveri, in mezzo alle siringhe, in mezzo ai tossicomani. Un cachet da 20.000 euro è quanto sarebbe corrisposto al trapper Simba La Rue, al secolo Mohammed Lamin Saida, per esibirsi all'Arena Ivenze di Castelfranco Veneto, unica data 29 dicembre a ridosso del Capodanno, data che secondo indiscrezioni starebbe per saltare. Stesso destino del collega trapper Nicky Savage, la sua esibizione prevista a Bassalò del Grappa per il 22 dicembre per le polemiche arrivate a pioggia trainate dall'ex assessore, ora europarlamentare Elena Donazzan, è stata annullata. Testi sessisti che alimentano l'odio sociale, messaggi diseducativi potenzialmente pericolosi. Mi piacciono le armi è il titolo di uno degli ultimi brani del trapper. Non è stato l'unico politico Donazzan a prendere posizione. Lo stesso sindaco di Castelfranco Stefano Marcone ne sta auspicando l'annullamento. Con i proponenti del concerto io sono in dialogo
e hanno già manifestato una sensibilità nel passato annullando un concerto, facendosi carico di oneri economici di tasca propria. Chi fa questo tipo di eventi ti dice ma perché Castelfranco no e Jesolo sì, per esempio, no? E quindi non sono da biasimare, fanno la loro attività. Il tema è di valori, no? Artisti da 20 milioni di follower, numeri che fanno alzare i cachet, convincono i gestori a scegliere le loro esibizioni piuttosto che quelle di altri. Ed è qui che, chiede il sindaco, si inseriscono i genitori. Leggere alcuni testi fa rabbrividire. Io sono convinto che moltissimi genitori, papà o mamme, non sanno nemmeno di che cosa si tratta quando i loro figli vanno a vedere oppure guardano nelle piattaforme determinati artisti, che non voglio definire artisti perché non lo sono. Riescono i genitori se vogliono affermare questa musica trap. Ad oggi i biglietti risultano in vendita al costo di 17 euro, una serata esplosiva che promette ritmi incalzanti e performance di alto livello, si legge. Ad incarico firmato, scegliendo l'annullamento, i titolari del locale di Via Staizza sarebbero comunque costretti a corrispondere quanto pattuito. Venerdì alle 15.30 a Silea i funerali di Petra De Zanet. A ricordarla oggi ci sono i dipendenti della provincia, aveva gestito per 10 anni il bar della provincia, gestito e diretto. Domenica sono andata a trovarla e mi ha detto Lorella, mi ha riconosciuta e io le ho detto stai tranquilla, noi stiamo bene, noi staremo sempre bene e tu vai libera. Sorriso sempre aperto, occhi brillanti e quel buongiorno energico che scaldava il cuore. Con lei il bar della provincia di Treviso era diventato un luogo di famiglia e non poteva essere altrimenti, raccontano nei corridoi. In queste ore il pensiero di tanti dipendenti del Sant'Artemio è per Petra De Zanet, scomparsa dopo una lunga malattia che sembrava aver sconfitto. È Lorella Scattolina, l'amica di sempre, a ricordarla nella commozione al suo fianco fino alla fine. E ci siamo unite molto di più l'ultimo periodo, sicuramente. Io mi ritengo molto fortunata ad esserle stata vicina in quest'ultimo periodo e posso dire che per me lei è veramente un'amica. Con Raffaella Diana dell'ufficio appalti di servizio e forniture l'apertura del bar del Sant'Artemio nel lontano 2009. Era quella che dispensava un sorriso a tutti quelli che andavano al bar anche solo per fare due chiacchiere con lei e non perché necessariamente avevano bisogno di un caffè o di altro. Quindi la ricordo poi come una persona molto tenace, una persona intelligente e mancherà molto a tutti noi. Era proprio il sorriso del bar. Carla Mosconi, la segreteria del presidente. Di Petra mi ricordo lo sguardo, aveva gli occhi che parlavano da soli, era sempre curiosa, sorridente, energica. L'ultimo saluto a Petra è stato fissato per venerdì alle ore 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Silea. Non fiori ma offerte, scrivono i figli Mattia e Asia, da devolvere ad Acto Triveneto, Alleanza contro il tumore ovarico, l'associazione che Petra aveva fondato. Pochi secondi di pubblicità, a tra poco con le notizie. Ben ritrovati, il telegiornale di Treviso riparte dalla politica con l'esito del sondaggio di ieri, boom di chiamate per il sondaggio di Ring nel quale vi avevamo chiesto se si debba prorogare il mandato del governatore Luca Zaia fino a marzo 2026. L'85,5% delle oltre 10.000 chiamate arrivate ha risposto per il sì, fermo al no invece il 14,5% dei telespettatori che hanno chiamato. Il tema ora è quello delle regionali. In Veneto ieri sera, sempre a Ring, il botta e risposta tra l'assessore regionale leghista Roberto Marcato e l'ex Carroccio, ora Forza Italia, Fabrizio Boron. Io sono stato il primo a dire che per quanto mi riguarda dopo Zaia ci deve essere un leghista. Se così non dovesse essere, io ho già la ricetta che è questa idea del tridente attacco, lista Zaia, un capolista Zaia, lista Lega, lista amministratori, con un candidato o una candidata quindi non leghista. Insieme agli altri. Cioè o si fa come vogliamo noi o ci sarà dopo Zaia uno della Lega oppure andiamo per conto nostro. Amico, c'è partito. Oggi c'è un leghista al governo della regione e dire domani ci sarà un altro leghista sarebbe come dire
il Veneto è di proprietà nostra. Io non è che mi meraviglio se si siedono su un tavolo, non a Roma, a Milano, va bene? A Milano, se si siedono su un tavolo a Milano e decidono, non mi meraviglio perché è successo così anche nel 2010. Ma scusa, ho il tuo avatar, perché cioè, quelle cose che ho io le dicevi tu, cioè adesso sei Boron, sei il tuo avatar, perché dici cose che... Guarda Roberto, dicevi quelle stesse cose che ho detto io tu fino a 4 minuti fa. Guarda Roberto, che se tu quello che hai detto, che ti saresti stracciato le vesti e chiameresti la rivolta se Roma decide, dovresti averlo fatto quando hanno deciso a Roma di candidare il sindaco di Padova che il territorio non voleva. Quindi siccome la coerenza ha un senso, penso di averlo detto in tutti i saggi, no? La coerenza ha un senso, no? Sì, sono l'avatar di me stesso che parlo parlo, hai capito? Ecco, come tu sei l'avatar di te stesso quando ti comoda di esserlo. Ecco, insomma, avete sentito il botta e risposta ed ora lo spettacolo e lo sport con la DJ10 che torna a Treviso dopo il successo della prima edizione. La corsa evento ideata da Linus sarà nuovamente in città il prossimo 18 maggio. Stamane il conduttore radiofonico ha annunciato l'apertura delle iscrizioni con grande soddisfazione del sindaco Mario Conte che preannuncia già da ora la presenza di numerosi eventi correlati alla manifestazione di Radio DJ. Siamo alle notizie di Belluno e provincia. In apertura è bufera su Cortina d'Ampezzo con l'introduzione di un numero chiuso di accessi durante l'evento olimpico del 2026. Il sindaco Lorenzi smentisce la notizia ma non nega che saranno introdotte alcune limitazioni. Sentiamo. Dire che Cortina verrà completamente chiusa assolutamente no. L'Olimpiade comporta, come abbiamo visto a Parigi, la preclusione eventualmente di aree, soprattutto dal punto di vista logistico della gestione della location di gara e quindi di conseguenza su quello stiamo analizzando la situazione, però assolutamente non sarà Cortina a numero chiuso. Rassicura con i toni della smentita il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, ribattendo alle voci insistenti riguardo l'istituzione di un numero chiuso di accessi alla Perla delle Dolomiti durante le Olimpiadi, notizia che ha immediatamente allarmato commercianti ed albergatori dell'Ampezzano. L'amministrazione è all'opera assieme a Prefettura e Forze dell'Ordine nella stesura del piano di sicurezza per la gestione dei flussi durante l'evento e in particolare nella definizione delle aree maggiormente critiche per la tutela di atleti e visitatori. In queste aree, spiega Lorenzi, sarà necessario un pass per l'accesso. I residenti potranno tranquillamente venire a Cortina, quelli che hanno la seconda casa potranno venire tranquillamente a Cortina, quindi di conseguenza non c'è nessuna limitazione da quel punto di vista là. È logico che a fronte di un complesso sistema di sicurezza ci saranno delle preclusioni o comunque delle zone che non saranno accessibili perché comunque ci vorrà un pass e una certa però queste sono zone che particolarmente coinvolgeranno quelle che sono le zone di gara, non tutto il paese. Certo è che sarà difficile prevedere l'accesso in paese ai non addetti ai lavori, visto che al netto delle esigenze del personale e delle forze dell'ordine non rimarrà molto spazio per i turisti dell'ultimo minuto. Una questione evidentemente delicata e il primo cittadino non esclude che possano essere introdotte alcune limitazioni. Stiamo aspettando che gli alberghi si esprimano su quello che è stata la richiesta da parte di Mico delle Camere, poi stiamo aspettando anche la risposta degli alberghi per quanto riguarda le forze dell'ordine. Se questo avverrà, io immagino che comunque dal punto di vista del comparto alberghiero, extra alberghiero, già la situazione sarà fondamentalmente coperta e quindi anche il turista forse se non è direttamente collegato alle Olimpiadi non farà fatica a trovare posti per dormire. Però per quanto riguarda le zone non coinvolte potranno essere sicuramente con delle limitazioni però usate. Controlli a tappeto nel Feltrino da parte dei carabinieri in risposta ai numerosi furti reiterati nei mesi scorsi. Per tutto il fine settimana i militari dell'Arma hanno pattugliato il Feltrino, la Valbelluna, come strumento dissuasivo nei confronti dei malintenzionati. Numerosi anche i posti di blocco stradali, 118 le persone controllate con il conseguente rilevamento di diverse infrazioni al codice della strada e il sequestro di un veicolo che circolava nonostante un fermo amministrativo.
Sono quasi 5.000 gli interventi nella provincia di Belluno da parte delle donne, degli uomini, dei vigili del fuoco. Il bilancio è stato presentato questa mattina dal comandante provinciale Matteo Cararetto per le celebrazioni di Santa Barbara. Il lenzuolo tricolore issato in Piazza dei Martiri dal nucleo speleologico dei Vigili del Fuoco sulle note dell'inno di Mameli di fronte a cittadini, autorità e ai numerosi mezzi di soccorso rimasti in mostra per tutta la mattinata. Si sono aperte così le celebrazioni per la ricorrenza di Santa Barbara, in cui anche quest'anno si onorano il coraggio e l'abnegazione di chi quotidianamente si prodiga per salvare la vita altrui. Lo ha ricordato il vescovo di Belluno Renato Marangoni durante la messa celebrata nella chiesa di San Rocco. Sono momenti della vostra esperienza, di quello che state facendo per aiutare, per salvare, per uscirne dalle situazioni di pericolo. Sono momenti in cui davanti a voi si aprono spazi che non sono quelli dell'ordinaria amministrazione della nostra vita. Si aprono spazi che sono anche attraversati dal timore, ce la farò, non ce la farò. Sono i momenti in cui davanti a noi si apre un ulteriore spazio che non ha confini. È uno spazio dove noi ci affidiamo, dove ci è richiesta anche quella fiducia, anche nelle forze umane, nel coraggio umano. 4.861, 13 al giorno, gli interventi tra il 1 novembre 23 e il 31 ottobre 24, confermando il trend che dagli anni 80 vede impegnati con sempre maggior frequenza gli uomini del 115. Incidenti stradali, recupero veicoli, incendi e interventi legati agli eventi meteorologici estremi tra le tipologie con la casistica più alta, oltre alle attività di vigilanza e polizia giudiziaria e l'impegno extraregione come nel caso dell'alluvione in Emilia-Romagna. Un impegno a tutto tondo quello dei Vigili del Fuoco in un contesto non esente dall'ormai endemica carenza di organico a livello nazionale, i numeri parlano di un meno 15% e dove occorre fare i conti con le sempre maggiori criticità determinate dagli effetti del cambiamento climatico. Essendo un ambiente di montagna nell'ambito del quale i fenomeni idrogeologici ci sono sempre stati, con il crescere dei fenomeni sia in termini di frequenza che in termini di gravità, si vengono a sviluppare situazioni di emergenza più gravi e più complesse, che naturalmente si vanno ad assommare a quello della caratteristica sismica che da sempre ha animato questo territorio. A chiudere la cerimonia la consegna degli attestati di benemerenza, quelli alla memoria dei colleghi scomparsi Walter Locatello e Luigino Ducapa, a cui sarà dedicata una via nella frazione di Levego, dei premi per il lodevole servizio, le anzianità professionali e gli attestati di soci benemeriti dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Con le immagini delle celebrazioni di Santa Barbara ci fermiamo, siamo arrivati al meteo. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i programmi di Antena 3. Arrivederci.